Tecnicamente uno dei confronti più interessanti della serata, questo miglio per 4 anni, valido come settima corsa dal Savio. Lo schieramento: 1 Arizona Jet, 2 Albiol Philmont, 3 Anthony Mati, 4 Athos dei Greppi, 5 Alice Griff, 6 Arta Terme Jet, seconda linea, 7 Attila, 8 Adeline. I favori per Alice Griff in chiusura: 2,14 la quota contro il 4,52 di Arizona Jet, 4,71 Adeline, 3,35 però Anthony Mati, che è l'alternativa principale. Intanto cavalli sulla curva e macchina che gradualmente accelera. E c'è subito il colpo di scena della rottura di Alice Griff. Sbaglia anche Anthony Mati. Sbaglia anche Arizona Jet. Numero 3 Anthony Mati, 3 squalificato. Subito numero 1 Arizona Jet, squalificato. Out, e così in vantaggio ci va Albiol Philmont nei confronti di Adeline. Albiol Philmont in vantaggio, Adeline in seconda posizione, poi gli altri sgranati, ma intanto sbaglia nuovamente Alice Griff. Numero 5 Alice Griff, squalificato. E i 400 se ne vanno in 33 con Albiol Philmont, estremo outsider del campo, che guida nei confronti di Adeline, seconda posizione. In terza c'è Attila, poi Athos dei Greppi, che cerca di riportare sotto anche Arta Terme Jet. Intanto gli 800 in 1-1 e 1. Fin qui tutto tranquillo per Albiol Philmont. Ora però Adeline sposterà per anticipare Arta Terme Jet. Chilometri in 1,16,8 e Adeline sposta, guadagna una posizione alla corda Attila. Adeline si porta in breve su Albiol Philmont, a 400 dalla conclusione l'attacca. Arta Terme Jet segue, poi lungo la corda c'è Attila, seguito più indietro da Athos dei Greppi. Insiste Adeline contro Albiol Philmont, che vende cara la pelle. Adeline comunque sta passando. E a centropista c'è anche Arta Terme Jet. Adeline in vantaggio a 100 dalla conclusione. Adeline viene a vincere nei confronti di Arta Terme Jet, che sul palo emerge probabilmente seconda nei confronti di Attila, che coglie un bel varco interno in open stretch. La vittoria quindi per Adeline. Roberto Vecchione per il training di Holger Ehlert, la quota di 4,94 al totalizzatore. Sono spariti di scena praticamente nei primi 100 metri Alice Griff, Arizona Jet e Anthony Mati, e per Adeline è stato un giochetto seguire Albiol Philmont, che l'ha portato fino sull'ultima curva per poi scattare in anticipo su Arta Terme Jet, che finisce bene al secondo posto, mentre al terzo è Attila, non discosto da Arta Terme Jet. Quota per chi vince 4,94. Adeline. Roberto Vecchione.